Cosa mi sa dire riguardo ai Brevus? Riguardo ai Brevus ce ne sono tanti, solo che io, avendo mio nonno che era quasi centenario, ne sapeva tante di queste cose, non abbiamo avuto la prontezza di chiedergli, insegnaci, perché lui ne sapeva tanti di questi, non faceva quello per non dare le mosche alla carne, quando si prendeva la carne cruda si ammazzava il maiale, per non dare le mosche, vietai supremi diciamo. E poi, come si chiama, per la samizia di diogo, per non andare Posso vigliedita? Posso vigliedita, per non andare gli uccelli al grano quando seminavano il grano, si mettevano lì nel muro e gli uccelli al grano non ci andavano, perché a volte quello delle cavallette sapeva fare. Lei mi ha detto che sa fare i Brevus. I Brevus della... Che Brevus sa fare? Quelli della... come si chiama? Le varrucche. Come li fa? Perché ce ne sono vari... Ce ne sono vari, una mia amica lo fa con una lumaca, le hanno insegnato una signora che adesso è morta l'anno scorso. Io lo faccio diversamente, con un altro metodo che mi hanno insegnato, così si prende la carne, si ruba la carne dalla mamma, a chi ha le varruche però, si ruba la carne della mamma, si nasconde in un posto dove non passa mai, poi le cose vengono in seguito, capito? Ascolti, e lei questa cosa la può insegnare, la può tramandare oppure... Io posso insegnarla ad una persona più piccola di me, una più piccola di me, a me che sono grande no, ma io più grande a una piccola sì. Altri Brevus conosce oppure... Altri Brevus, ancora quello di Sant'Antonio, ci sono i Brevus di Sant'Antonio su Vogo, quello c'è anche un altro sistema, si raccolgono le monete di casa in casa, l'offerta, danno un'offerta, dice mi dai un'offerta, dobbiamo fare una messa a Sant'Antonio su Vogo, una messa, dice che quello guarisce, come si è risaputo anche che io pochi anni fa l'ho fatto questo ed è risultato positivo, è guarito, perché vuol dire che i santi non è che dormano sempre, si svegliano qualche volta e danno una manina, la danno, e se ne danno due meglio. Cos'è la subilledita? La subilledita adesso si chiama l'emastite, in italiano lo chiamano l'emastite, però la subilledita era quando per esempio una mamma prendeva freddo, stava allattando, allora c'era una signora che aveva questa cosa fatta di stoffa, e diceva, mio padre quando si ammalavano le pecore, diceva vai da zia Marianna e fatti dare lo scritto, si chiamava così, ce l'ha ancora, è tramandato, ce l'ha una nuora adesso. E diceva vai da zia Marianna e fatti dare quello, quando le pecore erano in difficoltà con il latte, perché era il latte che diventava acqua, no? Acqua sporca sembrava, quando uno si lava le mani col sapone non aveva quel colore bianco, non era denso, come si può dire adesso. Comunque mi mandava, mi diceva, questa signora mi diceva, mi buttava questa cosa per terra e mi faceva raccogliere la terra, perché diceva dalla terra siamo, dalla terra dobbiamo ritornare. E nella terra, cioè, dobbiamo ritornare. Allora mio padre quando arrivavo da lui mi diceva, quando arrivi da tuo padre buttalo per terra. E mio padre quando arrivavo da lui mi diceva, cosa ti ha detto zia Marianna? Mi ha detto di buttarlo per terra, buttamelo per terra. Io glielo buttavo per terra e lo raccoglieva, allora faceva il rito alle pecore, lo passava al seno delle pecore. Cosa succedeva anche per le persone, per chi allattava, questa cosa era una cosa che era efficace, faceva effetto per tutti, sia animali che persone. Il sasoniga è un animaletto che sta sempre dormendo, si trova sotto i sassi, in campagna, nella legna, e ogni tanto persone che non hanno, cioè soffrono di insonnia, invece di prendere il vaglio, dice cicati la sasoniga, poi c'è da uscire da dormire. E così facevano,
lo mettevano così anche per i bambini, per i grandi, per tante cose. E quindi in breve ce ne sono tanti che adesso io neanche ricordo, però solo che non abbiamo avuto la prontezza. Mio nonno, torno a dire, come ho detto prima inizialmente, era una persona quasi centenaria, queste cose, però non abbiamo avuto la prontezza di farcele tramandare da lui a noi. Come si dice dalle nostre parti, a tra volte. A te Dio vuole.